Buonasera a tutti, saluto nuovamente perché siamo adesso in diretta e ci occuperemo di fare un mini briefing per quanto riguarda le tappe che partono da domani del Giro Sardegna edizione 2025 e si susseguiranno nei prossimi giorni. Lascio la parola a Tonino che vi farà un piccolo briefing sulla situazione attuale, così niente, vi spiegherà lui adesso tutto il da farsi. Ma sarà veramente brevissimo. Sì, ci tengo alle traduzioni. Allora, io direi, se siete d'accordo, parliamo solo della tappa di domani e poi il briefing generale e la presentazione delle squadre lo facciamo domani quando facciamo la premiazione per la gara di domani, perché oramai tutte le persone stanno a prendere i pacchi gara, quindi insomma sono informazioni che interessano tutti. Okay, so we were thinking, since we don't have a lot of time and there's not a lot of people who are participating in Giro Sardegna right now, we were thinking of introducing the teams and the general briefing of doing that tomorrow instead, and just introducing tomorrow's race now. Parlando della tappa di domani, la tappa a cronometro resterà nella storia come la tappa più complicata della mia vita. Okay, so tomorrow's chrono race is one of the most complicated you've ever had to hear in life. Per chi non ha seguito le storie di internet, la presidenza del Consiglio dei Ministri dice che non si dovevano fare cose sportive il sabato per via dei funerali del Papa. So if you don't know what's going on, this was mainly because tomorrow there was supposed to be no races because of the funeral of the Pope. Si inserisce il CONI, la presidenza del CONI dice però chi la vuole fare la può fare. And then he got news that who wanted to actually do the race could do it. E poi si inserisce la federazione, dice la può fare perché organizzare una gara ciclistica è complicata, però dalle 10 a mezzogiorno non si devono fare la gara. And then the federation told him that he could do it except for a couple of hours. Adesso voi mettetevi nei panni di un organizzatore, dice ma io la gara la posso fare o non la posso fare? And so he started to get confused whether he could do the race or he couldn't. Vi devo dire che ho avuto decine di messaggi, telefonate di gente che la voleva fare, gente che non la voleva fare. Nessuno però si rende conto delle responsabilità anche penali che ci stanno in una situazione del genere. So he ended up getting a lot of calls and texts of people who wanted to do the race and people who didn't want to do the race, but nobody actually understood the consequences of doing this race. Allora, per avere qualcosa di certo, perché nessuno diceva una cosa certa, tutti buttavano più in basso il pallino, come si usa dire. Ho chiamato la prefettura, gli ho detto, Consiglio dei Ministri, che è il massimo organo in Italia, a decide una cosa, la prefettura dovrà obbedire. Okay, so to end up getting answers, he decided to call the prefecture. Bene, la prefettura dice io non ho niente, ma a me non serve il Consiglio dei Ministri, mi serve il Ministro degli Interni, perché io dipendo da lui, non dal Consiglio dei Ministri. So they ended up telling him that they actually had to call someone else to find out. Comunque dice il dirigente che doveva firmare l'atto, perché il problema è chi mette la firma, perché chi mette la firma si assume le responsabilità. So they ended up calling and to find someone who would actually put a signature on it because
whoever signed it was the one that would end up getting all the consequences. Intanto, da solerte organizzatore, alla prima decisione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del CONI, io avevo annullato la tappa e tutto era annullato. So at first, tomorrow's race was supposed to be cancelled. Insomma, ieri sera mi dice il dirigente della prefettura, per me la si può fare, però chiedo a Roma, perché poi tutto dipende sempre dai gradi più alti. And so yesterday he ended up getting news that for them they could have done the race, but they needed to ask directly to Rome. Non so cosa si sono detti, sta di fatto che ieri sera a me è arrivato il permesso della provincia, l'ordinanza della prefettura, allora ho richiamato, avevo il cellulare, dico ma allora la faccio e mi hanno detto per noi la puoi fare e allora io la faccio. And so after that, he started to get calls at night, but they ended up telling me that they could do the race. And so he è morto di nuovo. È morto di nuovo, va bene, faremo così. Però a quel punto io avevo già rimosso la pedana di partenza, perché dico è inutile che montiamo una pedana di partenza se non ci sono le partenze. So he ended up removing the part where you were supposed to start at because there was no point having it up if no one was supposed to start. E avevo detto ai vigili urbani che stavano sugli incroci che non avremmo fatto la gara e avevo detto a voi ciclisti che non l'avremmo fatta. And he had already told everyone that was supposed to be at the turns that there was going to be no race, and it also told you there was going to be no race. Allora, avvisare voi è stato facile perché ho fatto una mail a tutti quanti, ma non ho potuto avvisare i vigili urbani perché ovviamente il 25 di aprile, festa nazionale, loro non stanno nei vari uffici. So it was easy to tell you guys that the race was happening since he just sent an email, but to warn the police, there was no way because yesterday was festa. In the office. They, Va bene, sei perdonato. Allora, quindi domani la tappa si fa. La faremo regolarmente, non faremo neanche l'interruzione perché nella ordinanza non mi dice che devo fermarmi dalle 10 a mezzogiorno, quindi partiremo come da programma alle 8:30 e io rispetto l'ordine dell'autorità, finiremo intorno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo. Okay, so the race tomorrow is happening, and there's going to be no stops, and it's going to start at 8:30. Però dovete avere pazienza, la partenza la metteremo stanotte su internet, lo starting line, vabbè, la partenza. So the start point is going to be put up today, since there was no time before. Faremo un'eccezione, lo scriveremo da qualche parte in una mail. Siccome dalle 10 a mezzogiorno ci sono i funerali del Papa e qualcuno mi ha detto che vorrebbe vederli in televisione, chi volesse non partire tra le 10 e mezzogiorno mi manda una mail e io li farò partire o prima o dopo, ok? Così tutti sono contenti e accontentiamo tutti quanti. Mezzogiorno sono le 12? 12. Okay, so since there is a supposed time where... Mamma, per favore, sto cercando di parlare. Since there is a supposed time where there is the funeral of the Pope happening, anyone who wants to watch it on TV can send an email and warn us so we can put you at different times. Ok, vedo che qualcuno
ha da dire qualche cosa? Allora, il traffico, il prefetto ha bloccato solo una strada in senso contrario ai ciclisti, che è la provinciale. Il pezzo di 3 chilometri, che è la nazionale, il traffico è aperto, però poi ti dico come faremo. Okay, so one of the roads is closed, but another road isn't. Allora, in effetti sono solo 3 chilometri e il traffico domani mattina, che è sabato, sì, ho visto, poi mattina che è sabato non ci sarà grande traffico. Noi abbiamo la scorta tecnica che farà molto più in quei 3 chilometri invece di seguire tutto il percorso. Lungo il percorso ci metteremo delle persone per vedere che nessuno faccia il furbo, insomma. Okay, so in those 3 kilometers that are open to traffic, there's going to be more people to be able to stop the cars, even if there shouldn't be a lot of them. And yeah. Ok. Tu? Conosco il problema, quello che mi ha mandato il messaggio stamattina. Oh, ok. Allora, lui dice, io quando ho avuto la comunicazione che la tappa era annullata, io non ho portato la bicicletta da cronometro. Poi la possibilità di fare la gara mi è arrivata quando io ero sulla nave, non potevo più portare la mia bicicletta, quindi lui ha chiesto a me che tutti quanti quelli che hanno la bicicletta da cronometro non la usino domani, e questo dovrei essere io a dare la disposizione. Okay, so the problem is that basically some people didn't have the time to actually bring a chrono bike since they were warned too late. So that man was asking that everyone who had a chrono bike not to use it. Io non voglio aprire un dibattito su questa cosa perché ovviamente non sono né la persona titolata a prendere questo tipo di decisioni, queste cose le decidono i giudici. Io ho posto il problema ai giudici e poi entro domani mattina si dirà qualche cosa. Okay, so he isn't the one that is supposed to make these decisions. In fact, he brought up the issue with the judges, and we're going to get an answer up until tomorrow. Però da ciclista e da uomo il mio parere lo dico, cioè quelli che si sono portati la bicicletta avevano la tua stessa condizione, cioè neanche loro sapevano, quindi la maggior parte delle persone non ha la bici da corsa, da bici da cronometro, per cui il percorso è anche poco adatto a una bici da cronometro. Insomma, comunque il giudice deciderà. So he's saying his opinion on the fact, saying that a lot of people who had the same amount of time as those people ended up bringing it, but he said the ultimate decision is up to the judges. Va bene, altre cose, altre questioni? Quindi domani comunque con bici da crono o senza bici da crono avrete il timing messo in internet, nel nostro internet e nell'internet del servizio del timing che è Chrono Service, ok? Dove ci saranno le classifiche tutti i giorni. Okay, so the timing is going to be on our site and on Chrono Services site. Tutte le altre cose quindi le faremo domani sera.
vedo anche... va bene, per cui se non ci sono domande specifiche io direi ci rivediamo a cena stasera e poi domani faremo una riunione più corposa o qui oppure direttamente all'anfiteatro. Okay, so if there aren't any other questions, we'll say goodbye, and tomorrow we're going to introduce everything correctly. Ok. A che ora sta chiedendo una signora? Una signora sta chiedendo a che ora domani. Allora, le partenze le faremo sempre alle 6, da adesso in poi alle 6 di sera faremo il briefing di presentazione della tappa del giorno dopo e premiamo la tappa del giorno. Quindi domani premieremo primo. Questo è importante. So the gift ceremonies are all going to be at 18 every single day. Se qualcuno è iscritto al medio giro e vuole passare al gran giro, lo dica adesso ai giudici o al timing, o chi è iscritto al gran giro e vuole passare al medio giro lo dica adesso, perché poi domani partirà il gran giro e dovrà fare i tempi del gran giro e viceversa. Okay, so anyone who wants to switch from Medio Giro to Gran Giro or back, they have to ask either the timing or the judges today, since tomorrow there's going to be no way of changing. Quindi domani sera premieremo primo, secondo e terzo uomo del Gran Giro, primo, secondo e terza donna del Gran Giro e primo, secondo e terzo uomo e donna del Medio Giro. Okay, so tomorrow we're going to give the awards to the first, second, and third men and women of both Medio Giro and Gran Giro. Dimmi. Nella stessa condizione dell'amico che ha già precisato che non era arrivata nessuna comunicazione in merito all'annullamento, anzi, non all'annullamento, al ripristino, perché ancora in questo momento sul sito c'è il pannino rosso col sottoscritto che la federazione aveva invitato ed era stata accolta questa richiesta. Ora io mi Gabriele, c'è ancora nel sito questa cosa? in questo momento c'è gente che ha preso impegni domani e quindi non è corretto nei confronti di chi magari effettivamente avrebbe voluto sbarcarsi anche quest'onere di portare la bici e quindi quantomeno, visto se si dovrà fare, che ci sia la decisione imminente, perché ci sarà la possibilità eventualmente di poter locare una bici, perché è impari una gara per chi può correre con la oppure che la cronometro faccia classifica a parte e non rientri nel generale. No. Allora, ma facciamo così per prova. Tra di voi quanti hanno la bici da cronometro? Uno. Noi siamo in 5, le abbiamo lasciate a casa. Ma no, tu c'hai la bici da cronometro? No, la domanda è quante persone tra voi presenti hanno qui la bici da cronometro? Una sola persona. Sì, guarda che ho un'intelligenza almeno media, ok? Lo so benissimo, tant'è vero che non stiamo facendo quello che dobbiamo fare, perché invece di essere 400 persone siamo 70-80, lo so bene, ma questo problema, certo non me lo sono inventato io. Allora, per te, se ho capito bene, per te sarebbe meglio non fare la gara perché c'è sto problema della bici. Ok, questa è la tua idea, ok?
Queste sono decisioni che non prende l'organizzatore. È la giuria. Va bene, allora il problema... Dimmi. Oppure classifica a parte, separata, che non concorre. Sì. Domani c'è la questione del trono, poi parla. Poi ti stiamo... non si capisce. Eventuale montaggio solo delle appendici anteriori, degli appoggi sulla bici normale, come lo valuta? Non ho capito. Cioè, se ho capito. No, volevo semplicemente chiedere se l'eventuale posizionamento sul manubrio della mia bici normale delle appendici anteriori viene valutato eventualmente come un upgrade che mi porta un vantaggio. Se non serve non le monto, se no stasera vado e le monto, però domani vengo senza se non serve. Allora faremo in questa maniera, perché come ho premesso io non posso prendere una decisione del genere, lo chiederò alla giuria, quello che decide la giuria lo metteremo in testa all'elenco dei partenti, così ognuno si può regolare, ok? Allora, se vuoi la mia idea, no. Se ognuno va con la bici che vuole, se vuoi la mia idea. Perché non è una cosa che è capitata a te, tutti eravate in questa situazione. Poi se tu hai deciso di non portarla e un altro ha deciso di portarsela sulla nave, caricando la nave... No, è stato mandato una mail a tutte quante le mail che noi avevamo, è stato messo... Vabbè, ragazzo, sei stato sfortunato a saperlo adesso, ma questa cosa si sa da ieri sera quando l'ho saputo io, perché prima non c'era. Comunque, seguiremo le regole ciclistiche, quindi... Ne parliamo con la giuria, poi la mia posizione è abbastanza chiara. Tutti siete partiti dalla stessa situazione. Avete fatto delle scelte diverse, c'è una persona che ha deciso di portarla, non so da dove viene, ma non è sardo, e altre persone hanno deciso di non portarla. C'è tantissima altra gente che voleva fare il gravel e non ha portato la bicicletta da gravel perché voleva portare la bici da crono, ma non possiamo scendere in dettagli così. Va bene? Va bene, ragazzi. Ok, è stato un piacere, avremo argomenti da discutere nei prossimi giorni, quindi oltre alla gara discuteremo le decisioni che si prenderanno. L'orario di partenza? È certo che ci sarà un... E non è esposto l'ordine di partenza perché ci avevamo un'altra gara. Sarà esposto. Allora, tu non c'eri, allora te lo ripeto. Stasera sarà nel sito, non è esposto, sarà nel sito Giro Sardegna e nel sito del timing, che è chronoservice.com o it, una cosa del genere. E ci sarà come intestazione: si può usare la bici da crono o non si può usare la bici da crono. Ragazzi,